Il prefetto di Agrigento Romano, nell'ambito del già intrapreso ciclo di visite istituzionali dei comuni della provincia agrigentina, si è recato a Bivona in occasione del torneo dei quartieri di calcetto giovanile, sport, disabilità e inclusione organizzato da Francesco Colombo, presidente della SD Renato Traina. Un appuntamento quest'ultimo ormai consolidato è giunto alla 24esima edizione, atteso e apprezzato, che si pone come obiettivo quello di promuovere lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità, oltre alla diffusione dei valori positivi dello sport come il rispetto per i compagni, per gli avversari, l'importanza dello stare insieme e l'adoperarsi per un obiettivo comune. Ad accogliere presso il Consiglio Comunale il prefetto romano è stato il sindaco Mirko Ginà, primo cittadino bivonese che unitamente al Consiglio Comunale e alla Giunta ha voluto ringraziare il prefetto per il prezioso lavoro svolto, per la proficua collaborazione con gli enti locali anche in periodi difficili come quello di emergenza idrica attuale. In particolare il sindaco ha ricordato che l'intervento del prefetto ha consentito di salvare il raccolto della pesca di Bivona DOP, prodotto fondamentale per l'economia locale tutta imperniata sull'agricoltura.